Siamo qui con Marcello Bano, neo eletto vicepresidente della provincia di Padova. Sul campo, sì. Devo ancora avere il decreto presidenziale. Vabbè, ma comunque non si può tornare indietro. Ci vuoi raccontare, cioè, hai dormito la notte? No, io dormo sempre la notte, peccato che dormo poche ore, mi faccio 4-5 ore per notte, quindi è un po' duretta, però è stata una bella esperienza, è stato un lavoro di squadra, sono stati tanti fattori, che sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. Quando hai avuto la nomina, nella tua mente subito è partito, adesso faccio, e cose che dovresti... No, allora, non è che parte così la nomina. La nomina è frutto di un accordo prima politico e dopo c'è stata l'investitura del voto degli amministratori, perché c'era un presidente della provincia del PD e l'accordo era per far entrare tutte le forze politiche, che la Lega cedesse un posto a Fratelli d'Italia, ipotecando la vicepresidenza, ma non era per me, cioè era per la Lega, e dopodiché chi prendeva all'interno della Lega più voti avrebbe avuto la vicepresidenza. Quindi c'è stata una corsa sì interna alla Lega, ma soprattutto verso tutti gli altri player che erano belli agguerriti, perché avevo il segretario del PD regionale che correva, dove c'era un voto ponderato molto forte, molto di parte, e che sono riuscito a battere. C'era un candidato, Vincenzo Gottardo, molto forte e molto qualificato, Area Antonio De Poli, che sono riuscito a superare, e poi c'era una competizione interna alla Lega tra una parte i parlamentari e l'altra i consiglieri regionali, quindi una bella esperienza. Bene, ecco, parliamo un po' a livello nazionale. L'ultima domanda, poi chiudiamo. Ti piace il reddito di cittadinanza? No, proprio sta parlando con uno che veramente è indigeribile, cioè, per me è una vergogna. Noi non abbiamo nessuna necessità del reddito di cittadinanza, abbiamo bisogno di detassare e soprattutto di trattenere il residuo fiscale in Veneto. Infatti ben venga l'autonomia, ben venga... Ne parleremo dopo. Ne parleremo. Va benissimo. Va bene, grazie allora, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao, grazie.